Canicattì, un uomo sferra 3 coltellate alla sua ex e madre dei suoi figli, poi scappa, è stato arrestato. Ci ha lasciati Lillo Cavallaro, il cameraman gigante buono delle emittenti televisive, funerali domani al Don Guanella. Il sindaco di Agrigento presenta il progetto di Piazza Concordia a Villa Seta. A Palma, conferendo le bottiglie di plastica in un'apposita struttura, si ricevono buoni spesa. Al Q appuntamento sull'inclusione scolastica e sul bullismo. Al Gallo si parla di Shoah, presentato ai filippini il primo libro di Pinocchio. Domani al Circolo Empedocleo si ricorda Francesco Setticase con le sue poesie. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, si è rischiato un nuovo femminicidio a Canicattì. Un romeno 59enne, non riuscendo a rassegnarsi alla fine della relazione, ha sferrato contro la madre dei suoi figli 3 coltellate, tra cui una all'altezza del polmone, che per i poliziotti e la procura di Agrigento avevano un unico fine: ammazzarla. Poi è scappato a gambe levate, adesso è in carcere. Vediamo. In servizio di volante, insieme al personale della squadra mobile di Agrigento, ha preposto in stato di fermo Alexandru Zanfirache, che ha accoltellato la propria compagna con 3 colpi di un coltello. Il soggetto è stato sottoposto a fermo e successivamente è stato condotto alla carcere di Agrigento, in cui si trova attualmente, dopo che il GIP del Tribunale di Agrigento, il dottore Provenzano, ha convalidato il fermo. Il fermo è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. C'erano stati precedenti episodi di violenza di quest'uomo? Il soggetto era già noto anche al personale del commissariato di Canicattì, in quanto c'erano stati già altri interventi per litigi con la donna, con cui conviveva da circa 27 anni. C'è un appello che è rilanciato ogni qualvolta avviene un episodio del genere. Ci troviamo frequentemente, di solito sempre le stesse situazioni, ovvero una donna che viene colpita con violenza più o meno cruenta da parte di persone alle quali è legata da relazioni o da sentimenti. Ritengo che questa storia in qualche maniera dobbiamo porre limite a questo tipo di episodi. Il porre limite si può fare tramite diversi strumenti, sia di carattere amministrativo, con delle attività che possono essere poste in essere non dal punto di vista giudiziario, e quindi degli ammonimenti, e quindi invito chi ha questo tipo di problematiche a rivolgersi all'anticrimine, all'ufficio anticrimine della questura di Agrigento, oppure se le situazioni sono particolarmente gravi, ovviamente sia il personale della mobile che dei commissariati. Però non bisogna a tutti i costi tentare di recuperare delle situazioni, perché quando le situazioni sono veramente gravi è inutile aspettare che si arrivi a fatti di sangue, anche assolutamente pericolosissimi come quello di oggi, oppure addirittura quelli mortali. Quindi invito chi si trova in determinate situazioni comunque a recarsi presso gli uffici di polizia. Riceverà sicuramente, in base alla situazione che ci racconterà, il miglior consiglio, se operare dal punto di vista amministrativo oppure intervenire più pesantemente con la Procura della Repubblica, che ricordo ha una serie di magistrati che sono dedicati alle fasce deboli. Ricordo il Codice Rosso, che ha introdotto delle misure molto stringenti e molto più efficaci per limitare questo tipo di fenomeno. Però c'è a disposizione dei cittadini tutta una serie di misure, di norme, sia, ripeto, sia amministrative che di carattere penale, che possono essere utilizzate attraverso gli organi di polizia per evitare che si arrivi a delle conseguenze terribili come quelle di oggi o ancora peggio. È morto Lillo Cavallaro, storico e professionale cameraman di Agrigento. Ha sempre lavorato in emittenti private ed ha collaborato anche con noi di TVA. Conosciuto e apprezzato per il suo impegno, Lillo era prima di tutto un amico, un buono. Alla famiglia esprimiamo sentite condoglianze. I funerali saranno domani alle 16 alla chiesa Don Guanella. Noi vogliamo ricordarlo così. Cordoglio a TVA e tra gli operatori della stampa locale per la morte di Lillo Cavallaro, che ci ha lasciato ieri sera vinto da un male incurabile.
Era per tutti il gigante buono, una figura alta e possente, con uno sguardo dolce e un carattere mite. Amico di TVA e collaboratore saltuario, lo ricordiamo con grande affetto per la sua sempre pronta e disponibile professionalità, maturata con un lungo lavoro svolto al servizio della televisione locale. Amante della compagnia, sempre pronto al sorriso e alla battuta, con una sigaretta perennemente penzoloni sulle labbra, Lillo, oltre che un validissimo tecnico e cameraman, è stato un amico per tutti, dal sensibile tratto umano e dall'intelligenza, capace di guardare oltre i fatti e le persone. Insieme a tanti amici, oggi ne piangiamo la scomparsa prematura e inaccettabile per un'altra bella persona che se ne va. Lo ricorderemo con affetto, lo stesso con il quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e in particolare alle sue amate figlie. Domani sabato 8 febbraio appuntamento con la poesia di Francesco Setticasa, scomparso lo scorso mese di dicembre. L'appuntamento è al Circolo Empedocleo in via Atenea alle ore 17. Oltre mezzo secolo di carcere per 13 persone tra boss ed estortori del mandamento palermitano di San Lorenzo, accusati di associazione mafiosa ed estorsione. Il processo nasce dall'inchiesta Talea Bis, venuta fuori per merito delle denunce mosse da alcune fra le vittime del racket. Operazione messa a punto dai militari dell'Arma nel 2017, che riuscì a disarticolare vertici dei mandamenti mafiosi di Resuttana San Lorenzo e Tommaso Natale, portando all'arresto, tra gli altri, Mariangela di Trapani, moglie di Salvino Madonia, boss condannato all'ergastolo e noto per l'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi. Agli imputati furono contestate le estorsioni alla pizzeria La Bracera di via San Lorenzo, al bar Golden, nonché episodi di taglieggiamenti a ditte edili. Per la riuscita dell'inchiesta preziosa è stata la collaborazione del pentito Sergio Macaluso. In definitiva, queste le condanne emesse dal GUP del capoluogo di regione: 7 anni e un mese per Salvatore Di Maio, 8 anni e 8 mesi per Giuseppe Fricano, 4 anni per Carlo Giannusa, 2 anni per Sergio Macaluso, 1 anno e 5 mesi per Domenico Mammi, 3 anni e 8 mesi per Mario Napoli, 3 anni per Michele Pillitteri, 9 anni e 8 mesi per Pietro Salsiera, 4 anni e 8 mesi per Luigi Siragusa e Antonio Tarallo, 2 anni per Antonino Siragusa e 4 anni e un mese per Corrado Spataro. Nel processo siamo risultati l'unica associazione ad aver assistito vittime di estorsione dopo un percorso di ascolto e sostegno durato 1 anno e mezzo accanto a chi era stato taglieggiato, dice in una nota Dio Pizzo, l'associazione anti-racket che assiste le vittime delle estorsioni. 1 anno e mezzo di incontri, paure, silenzi, incertezze, solitudini, ansie e preoccupazioni prima che tutto sfociasse in un racconto di anni di estorsione e in pagine di verbali di denuncia. Un racconto poi confluito nell'operazione della Procura e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo. Non ci siamo mai sentiti soli, grazie al sostegno di Addio Pizzo, delle forze dell'ordine e della magistratura, hanno invece commentato i titolari della pizzeria La Bracera, finita nel mirino del racket. Gli arresti di forze dell'ordine e magistrati, le denunce e le collaborazioni durante le indagini delle vittime accompagnate da Addio Pizzo, prosegue la nota dell'associazione, le loro testimonianze nel corso del processo e la sentenza di oggi rappresentano uno degli esempi migliori di come si possa lavorare per strada e nelle aule di giustizia. Va sottolineato però che a una sempre più incisiva e costante repressione portata avanti da magistrati e forze dell'ordine non seguono ancora vigorose politiche sociali e sul lavoro, fondamentali per superare fenomeni criminali e mafiosi. A rilento i lavori di costruzione del ponte Petrusa che collegava Agrigento a Favara. C'è il servizio di Lello Casesa. Torna a far discutere la vicenda del ritardo sulla realizzazione del ponte Petrusa che da anni paralizza la circolazione dei mezzi nell'Agrigentino. Una storia vecchia che descrive la Sicilia e le annose questioni dei ritardi causati e della macchinosa questione della burocrazia. I ritardi sulle operazioni di collocazione delle travi sul ponte Petrusa, denunciati nei giorni scorsi dal direttore dell'ANAS Valerio Mele,
Più concretamente non è un problema economico di mancanza di liquidità da parte della ditta appaltatrice, ma la difficoltà ad assicurare le gru di altra ditta esterna che ha stipulato un contratto con la ditta che sta eseguendo i lavori sul ponte, i cui lavori naturalmente prevedono la messa in opera delle travi. Ed infatti puntuali sono arrivate le precisazioni di Salvo Laporta, procuratore generale della ditta al direttore dell'ANAS, che aveva denunciato nei giorni scorsi i ritardi sui lavori del nuovo viadotto che collega i centri di Favara ed Agrigento. Le operazioni di montaggio, scrive Laporta, dovevano effettuarsi lunedì scorso 3 febbraio, ma nella giornata di giovedì 24 gennaio l'azienda fornitrice delle 2 speciali gru necessarie al sollevamento delle travi ha comunicato che per problemi tecnici in un altro diverso cantiere non avrebbe potuto far arrivare in tempo i 2 mezzi a Contrada Petrusa, chiedendoci altre 2 settimane di tempo. Immediatamente ci siamo messi alla ricerca di un'altra azienda disponibile a fornire le gru e dopo averla individuata abbiamo stipulato un nuovo contratto per lunedì prossimo 10 febbraio. In quella data le gru arriveranno in cantiere e, condizioni meteo permettendo, da martedì 11 dovremmo iniziare le operazioni di varo delle travi. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, presenta il progetto di Piazza Concordia a Villa Seta. Vediamo. La buona notizia di oggi riguarda il quartiere di Villa Seta e il progetto Concordia. Il progetto Concordia, che è il bando a cui partecipammo oramai quasi 5 anni fa, partecipammo verso il finire del 2015. La graduatoria ha avuto buon esito. Nel novembre del 2017 ci fu consegnato il decreto dall'allora ministro Boschi e oggi finalmente la buona notizia è la registrazione e l'avvenuto finanziamento, ragione per la quale siamo nelle condizioni, una volta sottoscritta la convenzione, di andare finalmente in gara e dopo un tempo che ormai possiamo dire lunghissimo, perché il quartiere di Villa Seta ha visto fallire l'allora contratto di quartiere e questo è, dopo quel contratto di quartiere, il primo serio intervento che si realizza su Villa Seta. L'intervento riguarda la Piazza della Concordia, che viene radicalmente rifatta, riqualificati anche i magazzini bassi, e credo che si può dire che questa è una bella operazione di rigenerazione urbana. Questa notizia farà anche il paio con quello che realizzeremo nel prossimi mesi sulla piazza invece Madonna della Catena, dove con i cantieri di lavoro andremo a riqualificare la piazza Madonna della Catena. Questo intervento su Piazza Concordia prevede un impegno finanziario di 1.900.000 euro, che era poco oltre il massimo finanziabile in quel bando. E qui mi piace dire una cosa, perché molto spesso mi sento dire ma le cose stanno accadendo all'ultimo, sul finire di un mandato amministrativo. Bene, questa cosa arriva oggi, ma mi piace dire che è partita nel 2015. Nel 2015 partecipammo al bando, al finire del 2015 la graduatoria, inizio 2016, che ci diede ragione della bontà del progetto. 2017 poi la consegna del decreto e oggi finalmente si arriva alla fase della convenzione. C'è un iter amministrativo che purtroppo è lungo, ma senza programmare non si arriva da nessuna parte. Quindi credo di poter dire che questo intervento, Piazza Concordia, e poi quello di Madonna della Catena, sono 2 importanti interventi di rigenerazione urbana del quartiere. Trovo l'occasione anche per dare comunicazione che il 14 di questo mese a Palermo, Assessorato Territorio e Ambiente, si definisce la convenzione per l'intervento progettuale su Via Favignana. Finalmente Via Favignana, dove abbiamo avuto fenomeni di franosi, avrà quell'intervento veramente importante che supera i 4 milioni di euro. A Palma di Montechiaro è possibile conferire le bottiglie di plastica in un'apposita struttura e ricevere un buono da consumare in un supermercato convenzionato. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Sindaco, ecco, 2 panda oggi qui a Palma di Montechiaro per la raccolta della plastica e così diciamo dare un input maggiore al progetto più ampio della raccolta differenziata. Sì, oggi è un momento importantissimo nel quale momento la società Palma Ambiente, dopo aver effettuato tutte le operazioni di rito, ha iniziato e ha deciso di iniziare con l'installazione, con questa convenzione con la società Panda, con l'installazione di 2 appositi punti di raccolta nei quali i miei concittadini potranno inserire la plastica e nell'inserimento di quella plastica ricevere poi un cosiddetto buono spesa da poter utilizzare nei negozi convenzionati della nostra città. Quindi non ci sarà più l'attesa di vedere concretizzato quello che è, diciamo, il dovere civico, ma che comunque comporta un impegno che è la differenziata, ma sarà subito ed immediato il piccolo premio che noi riceveremo come tutti i cittadini per aver rispettato l'ambiente e aver dato il nostro contributo al miglioramento della raccolta differenziata. Per il Comune non vi sono costi, così come non vi sono costi per la società in house Palma Ambiente, anzi avremo sicuramente vantaggi perché diminuirà il conferimento in discarica, ma avremo anche una compartecipazione sul ristoro che la piattaforma darà alla società Panda che ha installato questi strumenti. È un momento importante, oggi l'inaugurazione avverrà alla presenza dei bambini che poi saranno le sentinelle, credo anche nelle proprie famiglie a casa, per sollecitare il genitore a portare la plastica nelle apposite installazioni. In questo momento ne abbiamo installate 2, probabilmente ne installeremo altre e a brevissimo si partirà con la raccolta differenziata ancora più vasta con le isole ecologiche per arrivare poi al porta a porta che verrà poi studiato e presentato alla città. Oggi, come diceva, è un giorno fondamentale per la comunità di Palma di Montechiaro, quindi un obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale, dal CDA Palma Ambiente. E finalmente si installeranno queste isole ecologiche che faranno la raccolta della differenziata, principalmente la plastica. Ad oggi noi effettuavamo la raccolta differenziata per gli esercizi commerciali e con queste nuove isole ecologiche si estenderà anche per tutta la cittadinanza. I benefici che ne otterrà la cittadinanza saranno che riceveranno quindi con la raccolta differenziata, con il riciclo della plastica, un bonus da spendere nei partner affiliati e il Comune di conseguenza ne ricaverà una parte in percentuale e anche i cittadini avranno uno sgravio nella bolletta perché converremo minori quantitativi di spazzatura nelle discariche. Il Panda è un progetto che è stato voluto proprio dal CDA di Palma Ambiente e non sarà l'unico, in quanto noi stiamo ripristinando i vecchi centri di raccolta camme dove è possibile conferire sia il cartone, la plastica e il vetro. Oltre a queste 2 stiamo progettando un terzo inserimento di un Panda, il quale forse molto probabilmente lo metteremo a Marina di Palma durante la stagione estiva e poi sarà collocato in un altro punto della città. Già questa iniziativa è ben accetta da tutti i cittadini, infatti prima ancora di essere attivate chiedono moltissime informazioni in merito. Sono contenti di questa iniziativa, loro vedono che la direzione è giusta intrapresa da noi e ci auguriamo che questo sia il primo dei tanti obiettivi da raggiungere. L'altro sarà installato vicino nei pressi della stazione come quartiere e accanto precisamente alla Tomasi. Io sono Anthony Brewerton dell'azienda Panda, il gruppo ETM che ha sede in Palermo, che produce questi macchinari e che li distribuisce in tutta Italia. Quindi siamo qua per l'inaugurazione di questa macchina a Palma di Montechiaro, ne abbiamo un'altra dall'altra parte della città, abbiamo lavorato con il signor Lo Giudice per fare questa bella convenzione con il Comune di Palma, perché pensiamo che questo tipo di isole ecologiche, che ancora sono poco diffuse in realtà in Italia, siano o comunque il futuro per iniziare questo anche plastic free che un giorno dovremmo raggiungere. Inizialmente ovviamente la cosa importante è selezionare le plastiche, nel momento in cui le plastiche vengono selezionate è più facile poi diciamo riciclarle. Sì, ma è importante dividere le plastiche anche per tipologia, perché purtroppo le plastiche sono tantissime, abbiamo veramente tante tipologie diverse, quindi solo alcune possono essere messe insieme per poi essere portate al recupero. Al momento in cui sono tutte insieme la resa di questo riciclo è molto più bassa, quindi siamo qui per questa bella giornata con le scuole, con una rappresentanza da parte del Comune di Palma, con Francesco Lo Giudici che è lui insomma che ha attivato questa attività imprenditoriale, nel senso
settore dei rifiuti e siamo noi come azienda che stiamo alle loro spalle per dare proprio l'avvio di questa attività e ovviamente saremo sempre a sua disposizione anche del Comune per qualsiasi nuova idea e nuova cosa che si possa andare a creare sul territorio. Devo ringraziare solo a tutti per la partecipazione, che vediamo che siamo in numerosissimi. Niente, io il mio contributo sociale l'ho dato, ora spero per la riuscita del progetto. Ecco, un'iniziativa interessante, visto che sono portati anche gli alunni, educarli è importante, no? Sì, noi abbiamo già iniziato questo tipo di campagna e ora siamo ben felici di aver accolto con entusiasmo l'invito del Comune a venire qua. I ragazzi sono entusiasti, anche in classe facciamo già la raccolta differenziata e l'incentivo della plastica in questi panda, da depositare in questi panda, è una cosa bellissima alla quale parteciperemo tutti indistintamente e sensibilizzare attraverso gli alunni proprio le famiglie. Al Consorzio Universitario di Agrigento si è svolto un corso di formazione sul tema l'inclusione a scuola, dalle enunciazioni di principio alle procedure didattiche, organizzato dal CTS, il Centro Territoriale di Supporto alla Disabilità, in collaborazione con il Polo Territoriale Universitario di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Un'interessante iniziativa oggi che riguarda tanti docenti di varie scuole, che riguarda appunto l'inclusione. Sì, il CTS, il Centro Territoriale per il Supporto all'Handicap, organizza qui presso l'Università di Agrigento questo importante convegno che vede tra i relatori un luminare, il professore Lucio Cottini dell'Università di Urbino. Il convegno vuole sollecitare importanti riflessioni sull'inclusione, sull'integrazione, sull'autonomia, con il principio dell'alleanza educativa per stimolare ulteriori sinergie a favore di tutti e di ciascuno. Il convegno vede anche la testimonianza di genitori, di associazioni che insieme alla scuola portano avanti le importanti iniziative di inclusione e che si mettono al servizio per uno sviluppo integrale delle persone, dei bambini e delle bambine. Un'occasione per sottolineare l'importanza dei centri territoriali per il supporto all'handicap, che sono delle strutture regionali, ministeriali, provinciali nate per favorire processi di formazione, per favorire dunque la riflessione ai docenti sui processi di autonomia e che negli ultimi anni è stata investita da una grande responsabilità, cioè l'acquisto di sussidi didattici. Negli ultimi anni il CTS di Agrigento ha potuto acquistare circa 60.000 euro in sussidi didattici a servizio dell'integrazione, al servizio della persona, e anche di questo parleremo qua insieme ai docenti universitari dell'Ateneo Palermitano e del Polo Didattico di Agrigento, la professoressa Lamarca e i suoi colleghi, che poi introdurranno i workshop sulla famiglia, sull'inclusione, che sono proprio stati organizzati per favorire un'ulteriore e specifica riflessione, perché occorre passare dalle enunciazioni di principio alle procedure didattiche. Un altro workshop si occuperà nello specifico di tecnologia e sarà interessante una ulteriore riflessione sul come le tecnologie possono aiutare bambini e bambine e le scuole e le famiglie nel processo di inclusione, di sviluppo e di autonomia. Sì, sicuramente la cosa importante è proprio questo coinvolgimento di scuola, famiglia e università. Io come direttore del corso di specializzazione di sostegno all'Università di Palermo sono molto grata e contenta di aver potuto collaborare nell'organizzazione di questa attività che ci permette proprio di andare a fondo su alcuni problemi dell'inclusione, ma soprattutto di creare rete tra famiglia, scuola e università. Noi collaboriamo col CTS dal 2018 e infatti siamo state anche le organizzatrici assieme al CTS e all'Università di Agrigento della giornata di formazione oggi. Lavoriamo questo è il secondo anno nella provincia di Agrigento a seguito di un progetto ministeriale unico nel suo genere in tutta Italia, perché siamo delle docenti, delle insegnanti di ogni ordine e grado, ma siamo delle mamme con bambini con disabilità.
disabilità, con ragazzi con disabilità. Quindi noi abbiamo cercato in tutti i modi di apportare la nostra esperienza di vita privata nell'ambito scolastico per aiutare anche le famiglie che vivono come noi questa situazione e di essere anche di supporto ai colleghi docenti. Questa è l'ennesima iniziativa di grande interesse che è portata avanti dall'Istituto Guarino diretto dalla professoressa Bruccoleri. Noi da tempo come università, come polo territoriale, collaboriamo con l'Istituto facendo parte del CTS. Il tema dell'inclusione è un tema molto importante e che va trattato nelle sedi adeguate con strumenti formativi importanti come quelli che oggi si propongono agli operatori del settore. All'Istituto Gallo di Agrigento appuntamento tematico sulla Shoah. C'è il servizio. Settima edizione del Giorno della Memoria e del Ricordo, un'iniziativa che vede anche la partecipazione di tante autorità, oltre che ovviamente agli alunni, per un'azione di sensibilizzazione per non dimenticare appunto. Sì, la settima edizione che unisce le due date del 27 di gennaio per quanto riguarda il Giorno della Memoria e il 10 di febbraio per quanto riguarda il Giorno del Ricordo. Noi abbiamo ritenuto opportuno metterla assieme perché le vittime dell'una e dell'altro disgraziato avvenimento non hanno colore, sono vittime, per cui abbiamo ritenuto opportuno dare un messaggio unico ai ragazzi nelle scuole che faccia in modo che possano sapere quello che i libri di storia non presentano. È strano, nei libri di scuola media non ci sono, all'elementare non ne parliamo, ma neanche nelle scuole medie. Molti docenti addirittura stanno cominciando ora a prendere coscienza di questi fatti che sono stati tenuti nascosti per decenni e decenni, 75 anni fino ad oggi. Quindi noi questo messaggio che vogliamo dare è per ricordare i fatti terribili della storia semplicemente per un motivo: evitare che si ripetano. Stamattina al Gallo una giornata di cittadinanza attiva attraverso la sollecitazione al ricordo di due giornate importanti, la giornata della memoria e la giornata del ricordo. Tutto questo al fine che fatti simili non avvengano più, che ci sia un futuro senza recinzione per i ragazzi sollecitati attraverso le letture, attraverso la videoproiezione di argomenti inerenti a questi fatti, possono essere sollecitati a una riflessione che per essere cittadini attivi di un mondo senza barriere possono finalmente vivere e sperare in un futuro senza guerre. Sono due pagine vergognose di storia, sia le vittime provocate dal nazifascismo, sia le vittime, quindi queste vittime dei campi di sterminio, e questa è la giornata della memoria che il Parlamento italiano ha fissato per il 27 di gennaio, e poi c'è la giornata del ricordo per tutte le vittime italiane che sono stati infoibati, cittadini italiani che sono stati infoibati, calati nelle foibe, quindi condannati a morte a migliaia. Cittadini italiani di Trieste, di Fiume, della Dalmazia, della Croazia, poi costretti anche, finita la guerra, a lasciare quella terra e quindi ad espatriare. E ci sono alcuni infoibati anche delle nostre zone, ce n'è uno di Favara, ce ne sono due di Canicattì infoibati. Si può trovare su internet, come ho riferito qui in assemblea, in rappresentanza dell'associazione culturale Penna Sottile, della quale mi onoro di fare parte. La mamma di uno di questi due, Antonio Di Gioia, che era carabiniere a Trieste, che fu preso questo ragazzo e quindi fu infoibato. Era un carabiniere, fu assaltata la caserma, furono trucidati sul luogo alcuni e altri furono infoibati. Questa mamma non sapeva la storia del figlio, sperava sempre che tornasse, e era la panettiera, faceva pane, e la zia Maria Antonia, vedendo tanti prigionieri, siamo nel luglio del 45, dava del pane, perché erano affamati questi prigionieri che erano qui nelle nostre zone, che passavano per la via principale di Canicattì o per altre vie, pensando con questo gesto che qualche altra mamma da qualche altra parte potesse fare qualcosa di simile per il suo figlio. Purtroppo il suo figlio era stato infoibato e poi fu raggiunto da questa notizia.
La Commissione italiana nazionale per l'UNESCO ha concesso per il 4º anno consecutivo il patrocinio al Festival internazionale I Bambini del Mondo organizzato dall'AIFA, Associazione International Folk Agrigento, che come secondo tradizione inaugura il Mandorlo in Fiore il prossimo 28 febbraio. Il segretario generale della Commissione Enrico Vincenti motiva al presidente dell'AIFA Luca Criscenzo il patrocinio in considerazione, scrive, del valore culturale e artistico dell'iniziativa. Quest'anno, afferma il presidente del Festival Giovanni Di Maida, sono 10 gruppi che partecipano, tutti di altissimo spessore artistico e culturale. Nel loro repertorio hanno inserito canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dell'UNESCO. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Al Consorzio Universitario di Agrigento un incontro dibattito organizzato dalla Scuola Professionale dei Mestieri Euroform su bullismo e cyberbullismo. Ci sono le interviste. Come nasce questo convegno dell'Euroform sul bullismo e cyberbullismo? L'Euroform è una scuola che è sempre stata attenta e vicina ai nostri alunni, non solo didatticamente ma anche socialmente. Il tema del bullismo è stato sempre affrontato in questi anni in maniera diversa. Quest'anno abbiamo voluto organizzare un convegno con la presenza di diversi professionisti come la questura, psicologi, che hanno dato un valido aiuto e suggerimenti ai nostri ragazzi per prevenire questo fenomeno che purtroppo si sta dilagando nelle nostre scuole e nella nostra società. L'importanza di questo convegno è già proprio insito nel fenomeno di bullismo e cyberbullismo, che come sappiamo è attualissimo. Per noi è fondamentale, non solo come scuola ma anche come società che prepariamo i giovani del domani, conoscere il fenomeno per poterlo poi prevenire e contrastare. Il ruolo della scuola in questo fenomeno che sta diventando sempre più importante è fondamentale, perché la scuola, un'agenzia formativa assieme alla famiglia, deve contribuire, deve dare le giuste risposte a questo fenomeno che, ripeto, sta sempre più dilagando. Nella provincia di Agrigento devo dire con estremo orgoglio che grazie al lavoro svolto dalla scuola ma anche dal gruppo provinciale su bullismo instaurato dall'ufficio scolastico provinciale Agrigento, la cui coordinatrice è la dottoressa Ienna, assieme a me e ad altri dirigenti scolastici, si è cercato di proprio scendere sul territorio, scendere nelle scuole per capire le problematicità che ogni singola scuola ha, e devo dire che i risultati sono estremamente soddisfacenti, perché noi abbiamo avuto anche rapporti con altre scuole del centro e del nord Italia dove questo fenomeno è veramente dilagante. Qui ad Agrigento è contenuto e in questo dobbiamo tutti quanti proseguire in questo lavoro sinergico di rete, di collaborazione con le famiglie, con le istituzioni, con la polizia, con gli organi tutti, per dare un futuro diverso a questi nostri ragazzi che purtroppo a volte non si rendono conto delle azioni che compiono e soprattutto delle azioni che possono portare al suicidio. Quindi io sono veramente soddisfatto, convinto che facendo rete, proprio per utilizzare il termine, facendo rete possiamo sicuramente debellare questo fenomeno che sempre più sta dilagando, ma che deve essere posto al centro dell'attenzione dell'azione educativa di ogni singola istituzione scolastica. Questa mattina abbiamo scritto veramente una bellissima pagina sulla prevenzione contro il bullismo, il cyberbullismo, fenomeni molto attuali che riguardano non gli altri ma riguarda ognuno di noi. Quindi i ragazzi questa mattina così attenti a questi momenti di prevenzione fatta da operatori delle forze dell'ordine, da rappresentanti del mondo della scuola, io che rappresento un centro contro la violenza sulle donne, abbiamo dato degli utili strumenti per poter capire quando bisogna aiutare, non mettersi mai dalla parte del più forte perché è più facile, ma mettersi dalla parte del più debole, della vittima. Grazie a questo convegno è su disposizione del questore Iraci. Oggi abbiamo affrontato le tematiche che ha appena detto lei. Come riuscire a fronteggiare il bullismo e cyberbullismo? Abbiamo presentato qui un'applicazione che si chiama UPOL, fortemente voluta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dove in maniera del tutto anonima i giovani di oggi, ma non solo i giovani di oggi, anche gli adulti, possono fare delle segnalazioni dove vengono mandate delle foto o dei messaggi e si segnalano appunto episodi di bullismo o cyberbullismo o di droga.
La Segreteria Nazionale del Saggi, Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani, in occasione della prossima Assemblea Nazionale a Roma, ha nominato il giornalista Enzo Nocera, già dipendente del Comune di Agrigento, coordinatore regionale del sindacato. Il segretario nazionale Saggi, Nino Randisi, commenta: siamo certi che il collega Nocera sarà in grado, vista la sua esperienza maturata nel tempo e considerata oggi la sua piena disponibilità, di riorganizzare sul territorio siciliano la categoria che attraversa un momento di grave difficoltà che non è solo occupazionale. Ad aprile terremo proprio ad Agrigento un forum dove affronteremo tutte le tematiche sia dal punto di vista sindacale ma anche ordinistico, aperto alle istituzioni locali per quanto riguarda gli uffici stampa. Presentata ad Agrigento la prima edizione illustrata di Pinocchio. In questo libro il protagonista non ha l'aspetto rassicurante e sbarazzino che alberga ormai nell'immaginario collettivo, un racconto privo anche del lieto fine. Pinocchio morirà impiccato dagli assassini alla Quercia Grande. Ci sono le interviste. Oggi si presenta questo libro su Pinocchio. Ecco, quali sono le novità inserite nel suo racconto? Abbiamo recuperato la prima redazione della storia di Pinocchio. Quando nasce la storia nasce a puntate per una rivista destinata ai bambini e pochi sanno che l'idea da cui parte Collodi sembra avere a che fare poco con la letteratura per l'infanzia, no? Con i canoni usuali. Più che altro Collodi racconta una storia gotica, una storia più adatta a un pubblico adulto, è una storia di notturnità, diceva Manganelli, no? Piena di apparizioni, fantasmi, dove gli adulti si muovono contro i bambini, dove gli animali non fanno lega con chi è in difficoltà, ma la cosa sconvolgente è che questa storia si chiude con l'impiccagione di Pinocchio alla Quercia Grande da parte degli assassini e una morte ignominiosa. No, a scanso di equivoci, quando esce l'ultima puntata nell'ottobre del 1881, Collodi scrive la parola fine, no? Come una specie di pietra tombale. Poi c'è stata un'evoluzione ovviamente, no? In qualche modo Collodi fu costretto a cambiare il finale perché la redazione del giornale fu tempestata da lettere di protesta, no? I giovani lettori, i giovanissimi che avevano ascoltato la storia rimasero molto male, quindi non accettarono la morte di Pinocchio, quindi dalle proteste dei lettori poi prese il coraggio Guido Biagi, l'amico di Collodi, e gli chiese, che era l'animatore della rivista, gli chiese di continuare la storia. Collodi poi aveva anche bisogno di soldi, quindi dice: se mi paghi bene io continuo a raccontarla. E poi la storia prende un'altra direzione, quindi questa prima versione è qualcosa di diverso rispetto al romanzo canonico che noi conosciamo, no? Il romanzo uscì poi 2 anni dopo, in volume, nel 1883. Collodi viene rappresentato moltissimo nelle fiction televisive con produzioni di un certo livello, e ha sempre un ottimo successo, quindi vuol dire che è una storia di grande attualità. Come mai? Sì, è una storia, potremmo dire, sempreverde, no? Pinocchio probabilmente è il long seller per eccellenza, no? Dopo la Bibbia, dalle stime che abbiamo, è il libro più letto e tradotto nel mondo, quindi è, diciamo, il classico della letteratura italiana per acclamazione, poi è il libro più illustrato, più rappresentato, più ridotto e che poi, diciamo, ha abbandonato la pagina per andare incontro a un destino anche multimediale, no? Il primo film su Pinocchio fu realizzato nel 1911 e di recente abbiamo assistito anche al film di Garrone, quindi Pinocchio, diciamo, è un personaggio che continua a vivere, trascendere le pagine al di là del romanzo e al di là di Collodi. È uno dei libri più letti al mondo e sicuramente il libro italiano più letto. È stato tradotto in 240 lingue dal lontano 1881 ai nostri giorni e certo grazie all'edizione del 1940 della Walt Disney che il libro ha cominciato ad essere conosciuto e amato. E comunque credo che sia positivo che questa antica edizione sia stata un po' rivisitata per essere pubblicata ed essere presentata ai lettori magari un po' più grandi.
C'è da dire che questa è la storia del burattino che termina con l'impiccagione appunto dell'eroe di Collodi, il quale decide di fare morire Collodi stesso, il proprio eroe, nel 1881, però poi i lettori si ribellano e invocano lo stesso Collodi di proseguire, di continuare nella storia del burattino che poi, come tutti conosciamo, avverrà la metamorfosi da burattino a bambino, quindi una storia bellissima da riscoprire perché rappresenta un po' tutti, è la metafora del nostro presente, è una storia che continua a comunicare, è un classico, come dice Italo Calvino, un classico non smette mai di comunicare, tant'è che oggi è opportuno e necessario continuare a parlarne. Il popolo delle partite IVA in piazza contro il caro tasse, c'è il servizio. A Messina il presidente dell'associazione Le Vetrine di Via Garibaldi, Lillo Valvieri, scende in piazza in nome di tutti i commercianti, artigiani e professionisti. Domenica 9 febbraio ore 10 a Piazza Cairoli, lato mare, nella città dello Stretto, si terrà una manifestazione in cui sono invitati a partecipare tutti i detentori di partita IVA, poiché oggetto della manifestazione è proprio il caro tasse imposto dallo Stato italiano. Lo scopo della manifestazione è anche quello di creare una lettera congiunta insieme ai presidenti dei vari gruppi presenti sui social dedicati all'argomento per chiedere un incontro con il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. All'iniziativa di Lillo Valvieri si uniscono con molta grinta e partecipazione anche Nadia De Marco e Massimo Maletti, i quali rappresentano un comitato denominato Artigiani Commercianti e tutte le partite IVA e che il 22 gennaio scorso hanno già partecipato ad una manifestazione di portata nazionale in rappresentanza di tutte le partite IVA. Nell'ultimo periodo in Italia sono nati diversi gruppi sui social a difesa dei possessori di partita IVA, accomunati dall'insofferenza verso le politiche fiscali dello Stato. Durante la manifestazione di domenica a Messina si cercherà di decidere il periodo in cui organizzare una manifestazione a Piazza del Popolo a Roma, nella speranza di poter giungere presto anche a un incontro con il ministro Gualtieri. Lillo Valvieri si dice arrabbiato contro tutto il sistema politico, il quale si mostra inerte e disinteressato di fronte a un problema che grava sulle spalle e sulla vita di moltissimi italiani. Quello che dovrebbe rappresentare il motore dell'economia del paese risulta invece la classe più schiacciata e oppressa dal sistema delle tasse imposto dal governo. Valvieri inoltre definisce questa manifestazione come un vulcano di rabbia pronto a esplodere e farsi sentire. Inizia la febbre da derby. Domenica prossima allo Stadio Seneto di Agrigento per il campionato regionale di eccellenza Girone A si disputerà la sfida più importante e delicata del girone di ritorno tra Agragas e Canicattì, che darà molte indicazioni su chi delle due squadre è la diretta concorrente della capolista Dattilo. Il Canicattì viene dall'esaltante vittoria casalinga allo Stadio Saraceno di Ravanusa contro il Genaci, che ha dato ottime indicazioni al tecnico Pippetto Romano, nonostante la pesante assenza di Vito Lupo, anima e motore del team biancorosso, appiedato per 3 turni dal giudice sportivo. La prima giornata l'ha scontata, quella con l'Agragas sarà la seconda sfida che Lupo salterà e non ci sarà nemmeno per la partita casalinga del 16 febbraio col Don Carlo Misilmeri. Ma la squadra canicattinese adesso è al completo e nel mercato di riparazione la società, con in testa il direttore sportivo Alessandro Avarello, ha ampliato la rosa. Infatti ora l'allenatore ha a sua disposizione più pedine per un solo ruolo, quindi non dovrà fare di necessità virtù. Domenica scorsa ha fatto giocare Giuseppe Pira, che si è mostrato all'altezza della situazione, ed è probabile che contro l'Agragas confermi lo stesso modulo, magari arretrando Vittorio Caronia utilizzando in attacco Walter Malluzzo, out da 3 settimane per infortunio. Anche il nuovo arrivato Facundo Cascio ha dato ottime indicazioni nella gara col Geraci ed ha anche siglato la sua prima marcatura con la maglia del Canicattì. In attacco la coppia Angelo Caronia-Federico Matera è imbattibile. Matera e Caronia nella classifica marcatori hanno 7 reti a testa, mentre ha segnato 2 gol in più di loro il giovane Giuseppe Iezzi, che col Geraci si è fatto male ed è stato costretto ad uscire dal rettangolo di gioco. Con l'Agragas sarà un impegno difficile, ha commentato l'allenatore del Canicattì Pippetto Romano. Noi ce la metteremo come sappiamo fare sempre tutta, cercando di fare una bella partita e di ottenere un buon risultato. Non sarà facile, ripeto, perché incontriamo una buona squadra, ma nella nostra mentalità c'è di andare a giocarci le partite a viso aperto. Per l'Agragas è la partita che vale una stagione. Dopo l'ennesimo pareggio rimediato in casa di una delle più temibili e attrezzate formazioni del campionato, il distacco dalla prima in classifica è aumentato ad 8 lunghezze. Contro il Canicattì, quindi, per l'Agragas la vittoria è d'obbligo, anche perché consentirebbe di scavalcare i cugini biancorossi in classifica.
Stiamo puntando molto su questa partita, ha detto il direttore sportivo biancazzurro Ernesto Russello, ed è una partita fondamentale per il proseguo del campionato. La squadra sta lavorando per essere pronta all'impegno, la società sta lavorando per far sì che domenica anche il terreno di gioco sia nelle migliori condizioni per poter vedere il bel gioco. Abbiamo tirato a lucido del Seneto e ci aspettiamo anche la presenza di un bel numero di sostenitori del Canicattì. È inutile nascondere che senza la vittoria pensare di vincere il campionato diventerebbe un'utopia. Nell'Agragas mancherà David Biancola, squalificato dopo l'ammonizione rimediata domenica a San Cataldo. I tifosi sono in fermento e già è iniziata la prevendita dei biglietti. Da Canicattì partiranno circa 500 tifosi che raggiungeranno l'Esseneto di Agrigento con la speranza di assistere ad una bella giornata di sport. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.